La storia che sentirete è una leggenda ormai diventata virale. Trattandosi di argomenti profondamente disturbanti, ne sconsigliamo la visione a un pubblico impressionabile. Un anonimo internauta, abile a viaggiare nei tentacolari e spesso infidi meandri del deep web e ormai avvezzo alla visione dei video e delle foto più orribili e inquietanti, si imbatté in qualcosa di veramente impensabile. Scaricò 4 filmati. I nomi di tali video erano piuttosto bizzarri. Si chiamavano tutti Farm, ovvero fattoria, ed erano numerati dall'1 al 4. Farm 1 non presentava niente di orribile, sebbene fosse una bizzarra ripresa di quella che pareva una fattoria. Sebbene il video fosse di pessima qualità, si vedevano maiali che camminavano e, sullo sfondo, sventolava un vessillo riconosciuto come la bandiera di qualche paese sudafricano. L'internauta, inappagato, aprì Farm 2. Pur essendo più lungo del video precedente, anche questa clip non presentava niente di davvero straordinario. Eppure c'era qualcosa di inquietante. Oltre al verso dei maiali, l'utente udì alcune voci e persino dei lamenti e delle grida umane. Farm 3 era invece decisamente tremendo. La videocamera catturava immagini di bassa qualità dove i maiali giacevano a terra, morti, con interiora che fuoriuscivano da profondi squarci sul ventre e le teste ammaccate. Ma a terrorizzare l'internauta non furono tanto le immagini, quanto l'audio. Urla, pianti, gemiti di uomini, donne e persino bambini che la videocamera non inquadrava. A questo punto, sebbene profondamente scosso, decise di aprire anche Farm 4, l'ultimo della serie. Sullo schermo apparvero diverse persone nude. Non si poteva scorgerne il volto, visto che indossavano teste di maiale. Sotto gli occhi increduli dell'internauta, questa gente era visibilmente obbligata a ballare accanto ai corpi dei maiali, sul pavimento zuppo di sangue. Poi entrava in scena un uomo che brandiva un lungo coltello. Pochi istanti dopo, il video si oscurava, ma l'audio proseguiva, rivelando una carneficina in corso.